Prima la settimana dell'ambiente veneto, poi la settimana nazionale della bonifica. Per la nostra regione il mese di maggio ha visto protagonisti in varie sedi temi strategici per il futuro economico e ambientale del territorio, a cominciare dalla salvaguardia idrogeologica, fulcro delle attività di difesa e conservazione del suolo, della regolamentazione delle acque e dell'utilizzazione delle risorse sono i consorzi di bonifica, che operano su circa 17 milioni di ettari, più della metà dell'intera superficie nazionale. La settimana della bonifica ha proprio questa funzione: partire dalle istituzioni per arrivare ai più giovani e raccontare i territori sicuri, raccontare l'acqua buona, l'acqua virtuosa, l'acqua che produce energia, l'acqua che produce il cibo, l'acqua che produce la fruibilità ambientale. La vogliamo raccontare in un governo con lei assolutamente empatico, proprio per creare in questo delle culture della prevenzione, se parliamo del dissesto idrogeologico, anziché dell'emergenza, cultura della produzione, ma di una produzione sostenibile, innovativa, molto originale. In Veneto l'attività dei consorzi di bonifica interessa 1,2 milioni di ettari, il 65% del territorio regionale. La metà, ovvero circa 600.000 ettari, è data da terreni soggetti ad irrigazione. In Veneto, in questa settimana della bonifica, abbiamo ritenuto opportuno incrociare e incontrare la società civile. La società civile, perché è indispensabile che la società civile veda il lavoro che i consorzi di bonifica fanno quotidianamente, 24 ore al giorno, per 365 giorni all'anno. Li abbiamo incontrati aprendo le nostre porte, le nostre idrovore, le nostre sedi, i nostri cantieri, i nostri impianti. E questo consentirà a tutti di capire fondamentalmente come noi lavoriamo e soprattutto fa capire dove l'acqua, quando entra nelle ricaditoie, va a finire, perché bisogna sempre ricordarsi che un terzo del territorio di competenza dei consorzi veneti è sotto il livello del mare, quindi il lavoro che i consorzi fanno tutti i giorni è quello di pompare fuori l'acqua quando piove. Colpito negli ultimi anni da eventi alluvionali di particolare gravità per il Veneto, la messa in sicurezza del territorio è oggi più che mai una priorità. Vanno fatti due tipi di azioni. L'azione è tutta culturale, anche qui. Lo sviluppo non è nel cemento e basta. Lo sviluppo è nell'ambiente, nella storia, nella cultura, nelle tradizioni, nei paesaggi, nel turismo, nel cibo. E allora immaginare di edificare tutto, costi quel che costi, di fare tutte rotonde, tutti asfalti, non è un modello di sviluppo che neanche il Veneto può più sostenere. Nel momento in cui però noi edifichiamo mediamente nel paese 10 ettari di terreno ogni giorno e noi dobbiamo fare in modo che il reticolo che raccoglie le acque, le allontana oppure le tiene invasate per averle a disposizione quando servono, questo reticolo deve essere continuamente adeguato, quindi deve essere perfettamente mantenuto e questo i consorzi di bonifica lo fanno con le loro risorse. Poi se c'è un adeguamento, quella è un'opera straordinaria e lì dentro c'è bisogno di un intervento pubblico. E qui che cosa diciamo? Sblocchiamo il patto di stabilità. È necessario frenare il consumo di suolo, insomma, ma il cambiamento vero e proprio si genera solo con un cambio di cultura. L'Unione Veneta Bonifiche sta quindi promuovendo una serie di azioni per coinvolgere direttamente i cittadini e gli enti locali nella riprogettazione del territorio, convinta che la sicurezza idraulica debba partire dal basso, dalle aree private, urbane e dalle campagne. Bisogna sempre ricordarci che la sicurezza totale è praticamente quasi impossibile avere. Dobbiamo fare maggiore sicurezza, quindi stiamo lavorando su un programma nostro di concerto e quindi in sinergia con la Regione del Veneto. La Regione interviene sulle grandi infrastrutture, i consorzi di bonifica intervengono sulle reti secondarie e stiamo portando avanti una serie di progetti importantissimi. L'anno scorso i consorzi di bonifica hanno investito 12 milioni di euro in interventi di straordinaria manutenzione, appunto per limitare al massimo questo tipo di eventi. Ahimè però abbiamo del tempo da rincorrere, nel senso che per un bel po' di tempo si è fatto molto poco in Veneto su questo versante, sulla prevenzione e di contrappeso si è costruito in modo non programmato oppure non verificata la situazione idrogeologica di quel territorio.